Cordiale saluto, gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, edizione serale del nostro audio-video giornale con le ultime notizie dal Friuli Venezia Giulia. Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel tardo pomeriggio di oggi per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente che si è verificato a Maiano, in precisione in Piazza Italia. Per causa in corso di accertamento, mentre camminava è rimasto coinvolto in un incidente con una vettura in transito. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona, che è stata trasportata d'urgenza in condizioni piuttosto serie all'ospedale di Udine con l'ambulanza a bordo l'equipe dell'elisoccorso. Le sue condizioni, come detto, sono gravi. Ha suscitato un grande dolore e profonda commozione in tutta l'area del Manzanese appena si è diffusa questa mattina della dipartita di Lidia Driutti, 68 anni, deceduta nella notte nella sua abitazione di San Lorenzo di Manzano, colta da un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo. Apprezzata commerciante e per anni impegnata in politica, ha un mandato da vice sindaco e 2 da sindaco di Manzano, oltre ad aver ricoperto anche l'incarico di consigliera provinciale a Udine. La stessa attualmente sedeva nei banchi dell'opposizione in consiglio comunale a Manzano, eletta nel 2019 nella lista Legati per Manzano Fratelli d'Italia. Al momento non è stata fissata la data delle sue esequie. Distretti del commercio in Friuli Venezia Giulia, questa mattina incontro a Trieste per il progetto pilota che vedrà proprio il capoluogo giuliano come apripista. La dichiarazione dell'assessore regionale Sergio Emidio 123 comuni della regione che hanno risposto all'appello del progetto dei distretti. Oggi tocca a Trieste, un piano molto ambizioso per la città e a cui ha risposto tante istituzioni. 123 comuni e 20 distretti, quindi mi verrebbe da dire buona la prima. C'è stato molto interesse da parte dei comuni ma anche da parte delle associazioni di categoria tutte. Abbiamo messo in campo questo primo bando con 10 milioni e mezzo di euro, ai quali già vi preannuncio verranno aggiunti con la prossima legge di stabilità un altro 1.600.000 euro al fine di potenziare le misure già messe in campo. La nostra volontà con questi strumenti è di rivitalizzare un po' quelli che sono i centri cittadini, i centri storici della nostra regione che negli ultimi anni un po' il passo l'hanno segnato. Comunque un comparto, quello del terziario, in grandissima salute, il 68% delle imprese del Friuli Venezia Giulia appartengono allo stesso e il 60% degli occupati appartengono al mondo del terziario. Professore, lei ci ha tenuto a sottolineare che queste sono risorse che poi verranno erogate anche alle aziende che potranno fare investimenti direttamente. Sì, io ho voluto che una parte delle risorse date ai vari distretti fossero riservate alle imprese. Così è stato, per esempio il distretto a Trieste prevederà una somma di 200.000 euro per un bando. Grazie per l'ascolto, ulteriori notizie sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.